Isalio, Monreale e Barracamanna, il 65% delle transazioni è targato Tecnocard. Mutuo, regolarità dell'immobile, certificazione energetica, assistenza notarile, ristrutturazione. Da noi il tuo immobile è chiave in mano. Dal terreno su cui fare casa alla villa dei sogni. Non solo vendita, locazione, acquisto programmato e rintubato. E se stai pensando di vendere, la soluzione è nei nostri uffici. Noi garantiamo certezza. Amici di Directa Sport, buon pomeriggio dal Pala Restivo di Cagliari, 11ª giornata di ritorno del campionato di Serie A2 femminile. Virtus Cagliari e Fassi Albino si sfidano in un match chiave in zona playoff, infatti le due formazioni stanno lottando per strappare l'8ª piazza in graduatoria, l'ultima appunto che permette l'accesso agli spareggi per la promozione in Serie A1. Fassi Albino si presenta a questa partita 2 punti avanti, 20 contro i 18 della Virtus, ma la Virtus si impose di 3 punti nel match d'andata giocato a Torre Boldone, dunque può giocarsi questa carta. Quest'oggi dunque davvero l'ultima spiaggia per le virtussine, che hanno già incassato il primo canestro di questo incontro. Dall'altra parte Capitan Mastio non è riuscita a trovare la via del canestro, allora dall'altra parte Albino con il play croato Lana Pakowski che cerca uno spazio nel pitturato, poi torna fuori, si prende anche il tiro da 3 punti, lo manda però sul ferro. Allora il rimbalzo lungo che viene conquistato ancora da Mastio, può ripartire la Virtus con Chiara Rossi dal palleggio, affrontata da Pakowski, arriva il blocco di Lavinia da Silva, poi la palla per Sarri che ha tanto spazio per il tiro dalla lunga distanza, anche lei non trova altro che il ferro, ma c'è il rimbalzo offensivo di Lavinia da Silva che permette l'extra possesso alla Virtus. Ora Rossi che lavora con la mano mancina, va dentro, si appoggia al vetro, ancora un errore, stavolta Albino può provare a correre, ancora con Pakowski, stavolta attende l'arrivo delle compagne, c'è Silva e poi si va con la giocatrice in maglia numero 14 Panseri. Pakowski nell'accoppiamento con Da Silva, preferisce tornare fuori da Silva, anzi si tratta della giocatrice in maglia numero 21 Valente, e poi il tiro preso e sbagliato stavolta dall'angolo, ne viene fuori senza danni la Virtus che è già dall'altra parte con l'iniziativa di Templari, murata però dal buon intervento difensivo da parte di Valente. Partita che è iniziata subito con grande intensità agonistica da una parte e dall'altra, gran partenza di Silva che lascia sui blocchi letteralmente Lavinia da Silva, recapita a canestro, il 4º punto di Albino in questa partita. Coach Giuliano Stiviel subito in piedi a dare indicazioni, pressione a tutto campo per lui. Dunque Albino che vincendo questa gara avrebbe la matematica certezza di agguantare i playoff. Dall'altra parte invece la Virtus deve giocarsi tutto per tutto quest'oggi. C'è un'altra formazione sarda poi che si sta giocando l'accesso ai playoff, ma sostanzialmente con la sconfitta di ieri il San Salvatore Selargius deve in ogni caso abbandonare i propri sogni di gloria. Intanto è arrivato il primo cambio per coach Ferrazzoli, entrata in campo con la canotta numero 8 Marta Vargiu, rimessa dal fondo per Pakowski, poi il tiro dalla lunga distanza ancora a segno. Grandi percentuali per Albino in questo inizio di partita, non sta sicuramente sentendo la pressione la formazione lombarda, che ora ha un buon recupero difensivo anche dopo la zone press. Vargiu che sbaglia in penetrazione, l'ultimo tocco è di una giocatrice proprio della Virtus, allora si riprenderà con una rimessa da zona difensiva sempre per Albino. La rimessa per Pakowski subito presa in consegna da parte di Marta Vargiu, il palleggio da parte della croata che poi va a cercare con il numero 23 Linda Manzini, la palla dentro per Silva che alza la parabola, sbaglia Silva ma c'è ancora un extra possesso per Pakowski, ancora un errore, si lotta a rimbalzo, stavolta Lavinia da Silva riesce ad arrivare prima di tutti, Templari va dentro per Sarni, ribalta molto bene in questo caso Sarni per Mastio che non trova la giusta misura dalla lunga distanza, tiene vivo però ancora una volta a rimbalzo Silvia Sarni, possesso per la Virtus con Vargiu, il pallone in angolo, qui dentro per Sarni che alza la parabola, va a segno, finalmente la Virtus riesce a sbloccarsi nel corso di questo incontro. Dunque primi 2 punti firmati da Silvia Sarni. Ora
il consegnato ancora per Pakowski, esce fuori dall'arco con il numero 14 Panseri. L'azione ragionata ora di Albino con il tiro da 3 punti preso e mandato a segno stavolta da Manzini, che inizio di partita per la formazione di coach Stibiella, avanti sul 10-2 contro la Virtus Cagliari, 2-2 dalla lunga distanza fino a questo momento per Albino. Templari arresto e tiro dalla linea del tiro libero, a segno Elisa Templari con buona mano da quella posizione, fa esultare il pubblico del Palavirtus, accorso in massa quest'oggi per cercare di sostenere le bianco-blu, tra l'altro in una settimana che è stata molto positiva per la Virtus, con il comune di Cagliari che ha dato l'ok per la realizzazione del nuovo centro sportivo della Virtus. Sarà un vero e proprio gioiello della cittadella sportiva cagliaritana che sorgerà in pochi passi, meglio attorno allo stadio Sant'Elia. Intanto Albino ha ancora segnato, 12-4 dall'altra parte, segna, subisce il fallo Lavinia da Silva che accorcia sul 6-12. Tiene il contatto molto bene la giocatrice portoghese di passaporto britannico, potrà andare in lunetta con il tiro libero supplementare. Dunque la Virtus, che nonostante questo inizio di partita un po' deficitario soprattutto in zona difensiva, sta iniziando a trovare punti in zona d'attacco. Qui ci ha pensato Lavinia da Silva, in precedenza aveva realizzato Templari e poi Sarni. Libero realizzato da Lavinia da Silva, ci sono degli altri cambi. Dunque anche coach Stibiel provvede a dei correttivi, rimessa dal fondo per Albino, e ora anche la Virtus allunga la difesa, che viene fuori però molto bene Albino, anche se Beatrice Mastio legge bene questa linea di passaggio, provvede al recupero per la Virtus. Ora il pallone nelle mani di Marta Vargiu, si apre per la ricezione Sarni e ancora un anticipo, stavolta a opera di Linda Manzini. Albino che attacca ora con la giocatrice in maglia numero 8, nuova entrata Michela Birolini, dentro per stavolta Valente che prova a girare sul perno, costretto ad andare fuori per Silva, arresto e tiro per Silva, errore in questa circostanza per la giocatrice in canotta numero 12 Vargiu per Da Silva. La partenza in palleggio lontanissimo da canestro, va dentro, ha anche buone doti lontano da canestro Lavinia da Silva, stavolta le manca solamente la realizzazione. Fischio arbitrale, palla che viene assegnata ancora alla Virtus con una rimessa dal fondo che verrà eseguita da Marta Vargiu. 12-7 il punteggio in favore di Albino in questo inizio di partita. La palla fuori subito per Templari, poi si fa vedere Marta Vargiu, pallone ancora fuori per Sarni, poi in angolo per Templari, la palla che termina sul primo ferro. Allora il rimbalzo che viene conquistato da Birolini per Albino. Ora l'altra nuova entrata, si tratta della giocatrice in canotta numero 16 Simona De Vincenzi, il pallone fuori per Silva e poi dentro molto bene per Birolini in questa circostanza, anzi si trattava della giocatrice numero 16 Simona De Vincenzi, che va a subire il fallo. Ben congegnato questo attacco da parte di Albino, la palla in angolo, poi dentro per il taglio di De Vincenzi. Altra sostituzione nel frattempo per coach Stibiel, che fa valere tutta la sua lunga rotazione. C'è campo anche per la giocatrice in canotta numero 22 Selene Marulli. Il primo libero di De Vincenzi non trova fortuna. Ancora una chance per lei, disturbata dalle trombette del Palarestivo. 1-2, 13-7 allora il punteggio, e vedete ancora la difesa allungata da parte di Albino con Vargiu che riesce comunque a ricevere il pallone, che torna in punta per Mastio, consegnato per Templari, è pronta Da Silva per il blocco, raddoppio su Templari che perde il pallone, contropiede 2 contro 1 per Albino, chiuso in maniera vincente da Selene Marulli. 15-7, attenzione perché Albino prova subito a scappar via nel punteggio. Partita importantissima questa, con un peso specifico davvero notevole, e Albino sembra averla approcciata nel migliore dei modi. Intanto fallo ancora, permetterà alla Virtus di rimanere in attacco.
sostituzione invece per coach Stipiel, davvero girandola di cambi infinita. Ritornata sul parquet Valente con il numero 21 Vargiu per Templari, poi la palla dentro per Sarni, il buon giro sul perno da parte di Silvia Sarni in questa circostanza non riesce a realizzare, poi pallone vacante, l'ultima a toccare è stata una giocatrice della Virtus, secondo la coppia arbitrale composta da Maria Giulia Forni e Edoardo Ugolini. Interruzione per permettere degli altri cambi, allora Albino, che come dicevamo anche in precedenza fa valere la propria lunga rotazione con tante giocatrici che si danno il cambio appunto per mantenere più alto possibile il livello di energia all'interno di questa partita. In punta Pakowski prova la partenza in palleggio contro Vargiu, è più rapida, la batte, e poi il pallone che circola sull'arco per la tabellata in questa circostanza da parte di Marulli. Si rimane lì però con Valente che pulisce tutto e riesce a realizzare, appoggiandosi al vetro, il canestro del più 10 Albino. 17-7 il punteggio, vantaggio in doppia cifra per le biancorosse. Gran partenza qui da parte di Da Silva, che protesta all'indirizzo della signora Forni. A suo giudizio non c'era l'infrazione di passi che invece le è stata combinata, e allora Albino che attacca ancora per cercare di rendere più ampio questo margine di vantaggio dal palleggio. Ora c'è Michela Birolini, l'arrivo dalla parte opposta di Pakowski, fronteggiata sempre da Vargiu. Problemi da parte di Marta Vargiu nel cercare di arginarla quella situazione. Pakowski che qui perde palla contro la pressione di Da Silva, la stava per perdere nuovamente la Virtus, che però riesce a presentarsi dall'altra parte del campo con Rossi. Ora vuole palla in post basso Sarni, buona la partenza, buono anche lo scarico fuori, palleggio, arresto e tiro ben eseguito qui da Templari, le manca solamente il canestro. Qui altra palla vagante, e anche in questa circostanza, nonostante le proteste di coach Ferrazzoli, la sfera viene assegnata ad Albino per una rimessa da zona difensiva. Ora richiamato il tecnico della Virtus Cagliari perché protesta giudicata troppo accesa, una volta a colloquio con il signor Edoardo Ugolini. Comprensibile anche il nervosismo, vista l'importanza della posta in palio. Schema a testa intanto per Albino con Pakowski che va in mezzo alle gambe, dovrebbe battere ancora dal palleggio Vargiu. C'è lo show difensivo di Da Silva, quel pallone oltre l'arco per Pakowski, commette l'errore di andare a cercare il pallone Rossi e viene sanzionata con il fallo personale. Rimessa dal lato per Albino. Prima però c'è da eseguire un cambio, esce Sarni nelle fila della Virtus, entra Ridolfi. C'è anche un'altra sostituzione con Chiara Rossi che esce sul parquet. C'è nuovamente Beatrice Mastio, il capitano della Virtus Cagliari. 14 secondi intanto per il tiro di Albino, il consegnato per Pakowski che ha una buona linea di penetrazione, sbaglia, rimbalzo conquistato ancora da Lavinia Da Silva. Riparte l'azione della Virtus con Vargiu dal palleggio. Vargiu chiama lo schema, già in punta Da Silva che sbraccia contro Valente per prendere posizione. Fallo per la giocatrice numero 21 di Albino. Esce Birolini nel frattempo per Albino e torna sul parquet, o meglio fa il suo primo ingresso in questa partita Giovanna Birolini. Rimessa dal lato per la Virtus con Lavinia Da Silva. Blocco di Mastio per Templari, Mastio che poi va a ricevere, pensa per un attimo al tiro, anzi si tratta di Ridolfi, giro sul perno e poi gran canestro trovato in questa circostanza da Ridolfi per sbloccare un po' l'attacco della Virtus in difficoltà negli ultimi minuti. Qui Pakowski, il pallone che circola ancora sul perimetro, Marulli da 3. Che mano per Selene Marulli, più 11 Albino, 20-9. Ora il punteggio al palarestivo, mentre stiamo
ma arrivando alle battute conclusive di questo primo quarto. Il pallone fuori per Da Silva, poi Vargiu per Ridolfi, il giro e tiro ancora da parte di Ridolfi, stavolta arriva un errore, a rimbalzo tiene vivo Lavinia Da Silva, che ha un vantaggio di chili e centimetri rispetto a molte delle lunghe di Albino. C'è il fallo e allora 2 liberi ancora per Lavinia Da Silva. L'ex giocatrice del Sanga Milano avrà la possibilità di ricucire a cronometro fermo. Sbaglia però il primo libero. Il silenzio del Palano estivo per favorire la sua concentrazione. Arriva un 1 su 2 per Lavinia Da Silva, meno 10 Virtus, 20-10 il punteggio. Pakowski condurre l'azione per Albino, fermata qui l'azione della formazione lombarda per una infrazione di passi, mentre esce De Vincenzi ed entra in campo Panseri nelle fila del Passi Albino, anzi si tratta di Manzini. Ridolfi ancora sulla pressione a tutto campo da parte della formazione lombarda. Ora Lavinia Da Silva che prende il centro dell'area, alza la parabola, sbaglia, poi riesce comunque in qualche modo a tornare in possesso della sfera e a servire Elisa Templari. Fischio arbitrale lontano dalla palla, fallo di Da Silva probabilmente in questa circostanza, e così allora la portoghese che si dispera, palla persa dalla Virtus sul meno 10, 20-10. Ricordiamo il punteggio e c'è anche un richiamo per la giocatrice in canotta numero 1, rea di aver protestato in maniera eccessiva. Rimessa eseguita da Albino. Pakowski, poi con il numero 23 Manzini, ancora circolazione sul perimetro contro la difesa a zona da parte della Virtus, ormai scelta prolungata da parte di coach Ferrazzoli per cercare di venire fuori questo inizio di partita un po' difficile. Ridolfi sbaglia a rimbalzo, però c'è Mastio, c'è anche il fallo sul capitano della Virtus, che dunque viene mandato in lunetta. Beatrice Mastio, capitano della Virtus, vista l'assenza in questa stagione di Eleonora Fava, giocatrice da cui ha ereditato dunque il ruolo di capitano. Primo libero realizzato da Mastio, 20-11, meno 9 Virtus. E 2 su 2 allora, importante per Mastio. La Virtus prova a chiudere in crescendo questo primo quarto di gioco. Dall'altra parte Albino che si affida, o meglio vorrebbe affidarsi ancora a Pakowski, rischia però la palla persa in questa circostanza. Ora ci prova Manzini, prova a prendere la linea di penetrazione, finisce il primo quarto davanti. Tutto pronto per l'inizio del secondo quarto al Palare Estivo di Cagliari. Davanti c'è il Fassi Albino sul 20-12 contro la Virtus Cagliari. Formazione di Albino che deve fare a meno anche di una giocatrice importantissima nell'economia di squadra come Chiara Lussana, fermata da un problema fisico e a seguito ovviamente delle compagne, ma è improbabile un suo utilizzo quest'oggi. Tanto ancora difesa a zona in questo inizio di secondo quarto per la Virtus. Qui il tiro dall'angolo di De Vincenzi da 2 punti, così segnalano gli arbitri. Era abbondantemente all'interno della linea dei 6,75 in questa circostanza Simona De Vincenzi. Dunque 22-12, nuovamente più 10. Albino torna in doppia cifra di vantaggio. La formazione allenata da coach Giuliano Sibiel, rimessa dal fondo per Templari. Rossi prova a smarcarsi, difficoltà contro questa zone press da parte di Albino. Allora la Virtus che finisce col perdere il pallone, molto ben preparata
questa gara da coach Stibiel. Ancora palla in angolo per una tripla, stavolta sputata dal ferro. Sarni prova a recuperare il rimbalzo, non ci riesce, ancora in attacco Albino, linea di fondo per Pakovski, buona palla poi per Valente, poi ancora la croata che sbuca oltre l'arco dei 6,75 per la tripla, la manda sul secondo ferro in questa circostanza. Ora Rossi, Templari, poi Ridolfi, il tentativo di taglio da parte di Rossi che poi costretto a tornare oltre l'arco per ricevere il pallone, post basso per Sarni, ancora ribaltamento per Templari dalla lunga distanza, primo ferro, rimbalzo che è preda di Valente in questo caso. Albino che attacca allora forte del più 10 con Pakovski dal palleggio, cerca un varco contro la zona della Virtus. Marulli con un po' di fortuna riesce a mandare a segno il punto del 24-12, massimo vantaggio nella partita per Albino sul più 12. Templari prova subito a rispondere, errore per lei, poi al rimbalzo c'è una gran lotta tra Ridolfi e una avversaria, nella circostanza si trattava ancora di Selene Marulli. Il fallo è stato commesso proprio da quest'ultimo, allora possesso ancora offensivo per la Virtus. Pronti degli altri cambi Laura Pellegrini Vettoli è pronta sul parquet per la Virtus, dall'altra parte c'è il ritorno in campo con il numero 12 di Elisa Silva. Rimessa dal fondo per la Virtus, Rossi sul pallone, si smarca subito e riceve Elisa Templari, sale poi oltre l'arco Chiara Rossi, da un'occhiata dentro in direzione delle sue lunghe, c'è Da Silva che vorrebbe il pallone, riesce a riceverlo, va sul forte, in ritardo la posizione difensiva di Emanuela Valente. Due liberi allora per Lavinia Da Silva, probabilmente finora la migliore in campo per la Virtus un po' in difficoltà nella metacampo difensiva, ha accusato dei problemi anche contro la pressione a tutto campo di Albino. Lavinia Da Silva sta facendo valere il suo fisico là sotto le planche e trova il primo punto questo secondo quarto per la Virtus. 2-2 per lei dalla lunetta. Allora nuovo meno 10, 24-14 ora la situazione di punteggio al Pala Restivo in questa 11ª giornata di ritorno del campionato di Serie A2 femminile di basket. Pakovski sulla pressione di Pellegrini Bettoli, pressione che è eccessiva a giudizio della signora Maria Giulia Forni, e allora rimessa dal lato per Albino con il pallone che viene consegnato ora a Pakovski, sale e riceve poi Silva, ancora Pakovski, stavolta con la mano sinistra attacca subito Pellegrini Bettoli e poi comodo piazzato fronte a canestro, poi sbagliato da Valente. La Virtus porta il pallone in zona d'attacco, stavolta con Lavinia Da Silva, il pallone che viene poi affidato alle mani di Chiara Rossi, ricezione di Sarni, sale Pellegrini Bettoli, non può ricevere però il pallone, ribaltamento di Sarni per Templari da 3 punti allo scadere di 24, sbaglia, poi si lotta a rimbalzo con Silva che riesce a garantire il possesso di Albino. Pakovski dal palleggio, schema pollice per coach Stibiel che ha subito pronto un altro cambio, davvero una girandola continua di sostituzioni per Albino, e qui ci sono ancora i grandi problemi nella Virtus quando c'è da arginare la rapidità dal palleggio di Lana Pakovski. Abbiamo visto quanti problemi per Vargiu in precedenza e ora inevitabili problemi anche per Laura Pellegrini Bettoli che esce dal campo. Pakovski dal palleggio, stavolta accoppiata con Sarni, allora vediamo come cerca di attaccarla Pakovski con le finte, costretta ad alzare tantissimo la parabola, il tiro che si spegne sul primo ferro. Buona in questa circostanza la difesa di Sarni che ha fatto quelle che poteva, poi gioco a 2 con Rossi e Da Silva che si prende il tiro dall'angolo, errore per la portoghese, prova a correre dall'altra parte Pakovski, recapita 2 punti facili Marulli, anzi si trattava di Manzini
per Albino, contropiede ben giocato, Albino che si porta sul 26-14 e ancora difesa allungata. Rossi dal palleggio, serve Sarni, Da Silva prova a prendere posizione vicino al canestro Sarni, fuori per la tripla di Ridolfi, errore e poi è ovunque. Lavinia Da Silva prova molto generosa la sua finora, non riesce però Sarni a trovare 2 punti con il tiro dall'angolo. Pakowski poi in angolo per Silva, può mettere anche questo genere di conclusione. Elisa Silva, errore però per lei. Rossi fuori per Templari, prova il taglio Da Silva, Templari che perde però il controllo del pallone e time out in campo. Riprende il gioco al Palarestivo con Birolini, Michela Birolini in particolare in possesso ora del pallone. Silva che va dalle parti di De Vincenzi, poi consegnato ancora per Silva, continua a lavorare sul perimetro per Albino, una palla che va dentro per Vincenzi, giocatrice neoentrata con la canotta numero 10. Errore per lei, fischio arbitrale, vediamo qual è la decisione, spera che verrà assegnata la Virtus. Il pallone che si è incastrato tra ferro e tabellone, rimessa dal fondo dunque per le bianco-blu. Mentre riprende vigore la difesa allungata di Albino, vedete in questo caso con Rossi che però riesce a venire fuori dalla situazione senza alcun problema. Consegnato di Da Silva per Templari, pallone poi fuori per Ridolfi, dentro poi all'indirizzo ancora di Sarni, l'ultima a toccare è stata una giocatrice di Albino con un piede, dunque riciclato il cronometro, viene riportato sui 14 secondi. E rimessa dal fondo per la Virtus ora con Templari che va fuori per Sarni, cerca il taglio Da Silva, non riesce però a controllare il pallone, sarebbe stato un possesso importante, quindi sarebbe stato un canestro importante questo per la Virtus che però rimane sotto di 12 sul 26-14. Manovra sul perimetro Albino. Ora c'è Manzini che lavora sul blocco di Vincenzi, molto ben innescata sotto canestro Vincenzi. Azione da manuale questa per Albino con il pick and roll, palla dentro, poi per la lunga e 2 facili da sotto canestro con Vincenzi che è stata brava nel coordinarsi e nell'aggiustare la posizione dei piedi prima della conclusione. Ancora le biancorosse in attacco con Vincenzi che ha servito poi Silva, Manzini contro Templari, cerca un varco per la penetrazione, non lo trova, si torna fuori e poi Silva dentro ancora il pallone per Vincenzi che andava in ricezione profonda. 3 secondi offensivi dovrebbe essere stata questa la chiamata arbitrale. Mentre Pakowski torna in campo, stavolta uscire Manzini, c'è cambio anche per la Virtus, torna Vargiu, esce Ridolfi, non grande impatto in zona offensiva per Ridolfi che si è proposta bene in diverse circostanze ma non è stata più che altro fortunata con le percentuali al tiro. Ora Da Silva per Rossi, c'è Vargiu in punta attaccata da Pakowski che cerca il pallone, Vargiu un po' in difficoltà, deve tornare Da Silva, un secondo per il tiro, lo fa in tempo la Virtus a trovare la conclusione. Ancora difficoltà, stavolta anche offensive contro la difesa aggressiva di Albino che sta, lo ripetiamo, interpretando il match nel migliore dei modi. Lo schema chiamato da Lana Pakowski, giocatrice croata, va fuori poi per Silva. De Vincenzi che scambia bene con Silva,
trova con un semplice dai e vai praticamente Albino il canestro del 30-14. E ora altro recupero, attenzione perché questa è una rottura prolungata da parte della Virtus, sotto di 16. Ora dall'angolo sbaglia un tiro che era anche piuttosto comodo Michela Birolini, interruzione della partita. Ora doppio cambio per la Virtus, cambio anche per Albino, sempre più in controllo delle operazioni. Ora lo ripetiamo sul 30-14. Rimessa eseguita ora per la giocatrice in carota numero 22 per la Virtus, si tratta di Gaia Biella e palla già persa dall'altra parte, due facili per De Vincenzi. 32-14, Virtus che rischia davvero di perdere contatto in maniera definitiva dall'incontro. Già ora le battute conclusive del secondo quarto, Mastio col consegnato per Biella sulla pressione di Pakowski, ancora difficoltà per lei. Ora si va da Templari che deve inventarsi qualcosa, 2 secondi per il tiro della Virtus in allontanamento, errore per Da Silva. Ora Pakowski che è già in zona d'attacco, stavolta viene presa in consegna da Vargiu, giocatrice più adatta in questo momento nel quintetto della Virtus a marcarla, tutto per questioni di esperienza. Silva da 3 punti, secondo ferro, Biella poi lascia scorrere il pallone oltre la linea laterale e time out in campo. Si torna a giocare dopo il time out con Vargiu che riceve dopo la rimessa, rapidissima in zona d'attacco, poi serve Mastio che cerca di prendere di sorpresa Valente, poi Vargiu ferma il palleggio e Pakowski che è davvero molto aggressiva, cerca di andare dall'altra parte, è altrettanto brava Vargiu che però le sradica il pallone dalle mani. Albino però è ancora in possesso, qui sporcato il pallone, anzi no, non c'è deviazione secondo gli arbitri, dunque Michela Birolini che ha buttato il pallone oltre la linea laterale. Cambi, Vargiu che esce, torna Rossi. Queste battute conclusive del secondo quarto con Albino che avanti per 32-14 sulla Virtus. Errore per Templari, percentuali basse in questo inizio di partita per le virtussine. Consegnato ancora per Pakowski, vorrebbe palla in ricezione profonda Valente, fa tutto da sola però in questa circostanza. Si trattava di Vincenzi per Albino, errore per lei, poi fallo di Pakowski, croata che è incredula, viene sanzionata con il secondo fallo personale della sua partita. Allora coach Giuliano Stibiel che decide di preservarla, la richiama in panchina e al suo posto c'è con il numero 23 Linda Manzini. Lo schema chiamato intanto nell'attacco della Virtus da Chiara Rossi che va dentro in penetrazione, fallo evidentissimo in questo caso speso da Linda Manzini che la manda in lunetta. Assegno il primo libero di Chiara Rossi, 15 per la Virtus, 32 per Albino. Due su 2 per Chiara Rossi, ritrova la via del canestro dopo lungo tempo la Virtus. Appena 4 i punti realizzati finora, tra l'altro tutti dalla lunetta nel corso di questo secondo quarto di gioco. Qui è vincente la pressione di Rossi e allora qualche segnale interessante ora nella difesa della Virtus, stavolta a opera di Chiara Rossi.
Va a ricevere poi la rimessa di Templari. Affrontata dalla giocatrice in maglia numero 14 Panseri, altro nuovo ingresso per Albino. Ora c'è il fallo. Albino che ha speso ovviamente il bonus e allora può andare a tirare dalla lunetta. Ancora Chiara Rossi, sbaglia però il primo. Uno su 2, 17° punto della partita della Virtus contro i 32 realizzati da Albino. Rimessa dal fondo eseguita per Pakowski, mano sinistra per Pakowski, fallosa la pressione secondo gli arbitri di Rossi. Ora il consegnato per la croata, si va poi da Silva, tiro dall'angolo, assegna a mano morbida, lo abbiamo detto anche in precedenza, da quella posizione Elisa Silva. 34-17. Ora Rossi, sta scadendo il cronometro del secondo quarto, riesce a segnare Sarni, allora 34-19, questo il punteggio al termine. Scusi, è lei la calciatrice che ha fatto gol prima? Che ha vinto il premio? Complimenti. 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 Arrivederci. Deve applaudire e urlare chi vuole venire tutta l'estate. Rinizia il match, il primo possesso del terzo quarto è della Virtus. Virtus che ha bisogno di uno scossone dopo un primo tempo sicuramente non positivo. 34-19 il punteggio in favore di Albino e arriva subito il canestro per la Virtus, che dunque, come detto, cerca di approcciare meglio il secondo tempo. Ora dal palleggio c'è Lana Pakowski, ovvero un rebus difficilissimo da sciogliere per la Virtus dal punto di vista difensivo nel corso del primo tempo. Pakowski per Silva, non trova spazi, si va da Valente, poi la circolazione per Pakowski da 3 punti, secondo ferro, rimbalzo conquistato da Lavinia, da Silva, e allora c'è energia ora per la Virtus, caricata anche dal proprio pubblico. Templari, il pallone poi per Sarni, dentro molto bene l'alto basso con Da Silva, che però va a calpestare inavvertitamente la linea di fondo con un piede. Palla persa dalla Virtus sul punteggio di 34-21 in favore di Albino. Abbiamo già parlato dei temi di questa partita. Albino che ha 2 punti in più rispetto alla Virtus, sta lottando per l'8ª piazza in classifica, ma che
ha perso la partita d'andata, 63-60 il punteggio in quella occasione. E Albino che deve fare a meno, come detto, di Lussana. Virtus che vincendo andrebbe sul 2-0 negli scontri diretti contro le Lombarde, andando poi ad agguantare una qualificazione ai playoff che è assolutamente insperata a un certo punto della stagione, con bianco-blu che sembravano condannate a lottare addirittura per la salvezza. Tanto fallo in attacco di Da Silva, allora si è forse già un po' spenta questa euforia che aveva accompagnato la Virtus. Queste battute iniziali del terzo quarto. Pakowski per la numero 14 Panseri, poi ancora Pakowski, insistita questa circolazione sul perimetro, poi Panseri che va a prendersi responsabilità, stavolta accompagnata anche da un po' di fortuna, manda a segno il canestro del 37-21. Intanto c'è l'antisportivo su Templari commesso da Manzini, questa è la decisione arbitrale, e allora saranno 2 liberi più possesso per la Virtus, con Templari che è pronta dunque ad amministrare questa sanzione arbitrale. Segna il primo. Sbaglia invece il secondo Elisa Templari. Ci sarà, come detto, il possesso aggiuntivo per ora per la Virtus. Il consegnato di Sarni per Templari, poi Da Silva sulla pressione avversaria, fischio per un fallo in attacco in questa circostanza. Palla persa dalla Virtus, non riesce proprio a trovare il ritmo la formazione cagliaritana nel corso di questa partita, e soprattutto non riesce a trovare continuità quando sembra iniziare a macinare gioco. Manca sempre appunto la continuità per la Virtus, sempre sotto sul 37-22, margine che fino a questo momento del match lascia tranquillo il Fassi Albino. Ora De Vincenzi fuori per Pakowski sul blocco, poi da parte di Valente che prova a usare il fisico e viene aiutata anche lei dalla fortuna in questa circostanza. Comunque ottimo movimento da parte di Emanuele Valente, gira sul perno, si appoggia poi al tabellone. Partita importante per lei fino a questo momento, partita direi perfetta per tutta la formazione di Albino, finora meritatamente in vantaggio sulla Virtus per 39-22, errore per Templari, ennesimo rimbalzo offensivo qui però da parte di Da Silva, che non riesce però a correggere l'errore della compagna. Sbaglia pure lei. Pakowski accelera per un istante, poi preferisce rallentare. Il pallone ora per De Vincenzi, poi il tiro dall'angolo per Silva, ancora a segno, 41-22. Riprende a segnare con continuità Albino nella metacampo offensiva, e ora la Virtus a ridosso delle 20 lunghezze di svantaggio. Sarni per Da Silva, e poi il fallo evidente in questo caso su Sarni, che aveva usato molto bene il fisico per tagliare fuori l'avversaria. Pronto un doppio cambio per coach Ferrazzoli, con Vargiu e Ridolfi che sono pronti a tornare in campo. Esce Mastio e poi evidentemente arriverà in un secondo momento il campo per Ridolfi che presumibilmente a questo punto andrà a sostituire proprio Sarni che va a segno col primo libero, 23-41. 2 su 2 per Sarni, che ora appunto esce, e c'è campo nuovamente per Giulia Ridolfi.
Schema 1 chiamato da Lana Pakowski nell'attacco di Albino. Lontano da canestro c'è Silva e poi De Vincenzi sulla pressione di Da Silva. De Vincenzi che fa circolare ora per Silva, il taglio di Pakowski e poi la gran palla sotto per Marulli. Canestro che nasce da un'azione molto ben costruita qui da parte di Albino e di alta qualità, soprattutto l'ultimo passaggio, quello di Lana Pakowski. Ora attacca Albino proprio con il suo play croato. Palla dentro ancora per Silva, fermata fallosamente. È già pronta nel frattempo a tornare in campo Silvia Sarni. Esce Pakowski, torna Birolini per Albino ed esce anche Valente, mentre Silva è pronta dalla lunetta. C'è campo ora anche per Mancini ed esce Templari. Errore col primo libero per Silva. Uno su 2 per lei. (44) Albino, 24 Virtus. Rotondo e meritato, ripetiamo, più 20 per formazione bergamasca. Sarni alza la parabola, va a segno per il punto del 26-44. Birolini, il pallone per Silva. Il passaggio di Manzini viene letto molto bene da Ridolfi. Airball poi da 3 punti per Rossi. Pakowski per Silva. Poi il tiro dall'angolo mandato a segno da Vincenzi per il nuovo più 20 Albino, 46-26. Sarni avrebbe bisogno di una fiammata, la Virtus, per riaprire una partita che ora sembra saldamente nelle mani di Albino. Sarni per Rossi. Poi Mancini che cerca l'iniziativa personale allo scadere di 24, non riesce però in tempo utile a trovare una conclusione. Sono arrivati nel frattempo degli altri cambi e subito Pakowski nuovamente sul parquet. Birolini sulla pressione di Vargiu. Poi fallo in attacco commesso da Marulli e questa è la chiamata arbitrale, palla persa da Albino. Ridolfi ha eseguito la rimessa per Vargiu. Schema chiamato dalla giocatrice ex Ariano Irpino. Poi Ridolfi dentro per Sarni, prova a usare il fisico contro Vincenzi, il fallo della giocatrice in canotta numero 10. Palla assegnata alla Virtus, Templari si fa vedere dentro subito molto bene il pallone per Sarni, rimessa ottimamente eseguita dalla Virtus che ora porta a una efficace zone press
su Birolini e poi paga dividendi, come detto la zone press non riesce Albino a oltrepassare la metà campo entro gli 8 secondi previsti dal regolamento. Sfera recuperata allora delle bianco-blu e vediamo se arriva quella fiammata. Finora è mancata Vargiu per un buon corridoio di penetrazione, segna con il fallo Marta Vargiu. Attenzione alla Virtus, ora sotto sul 46-30, c'è ancora parecchia strada da fare, ma per la prima volta forse nel corso di questa partita si intravede qualche segnale. Errore col libero supplementare, ma c'è il rimbalzo di Sarni. Templari sul blocco di Ridolfi e ancora fallo della difesa. Stavolta liberi per Templari. Fuori il primo. La giocatrice di Montevarchi, trascinatrice offensiva della Virtus nel corso di questa stagione, fa 1 su 2, 46-31, meno 15 Virtus. Pakowski qui accoppiata con Mancini, ancora difficoltà in quella situazione per la Virtus con Pakowski che è difficilmente contenibile quando accelera dal palleggio. Mancini fa quel che può, qui va a spendere il fallo. Consegnato di Manzini per Pakowski, ancora Pakowski che si libera facilmente di Vargiu. Buona la circolazione De Vincenzi, lungo però il suo tiro, rimbalzo conquistato qui da Ridolfi. Riparte la Virtus che si affida ancora alle mani di Marta Vargiu. Templari riceve il pallone, fischio lontano dalla palla, il fallo ancora di Vincenzi nell'accoppiamento con Sarni. Liberi allora per Silvia Sarni, giocatrice ex Orvieto e Umbertide, pronta in lunetta. Dentro il primo. Ed è dentro anche il secondo. Ennesimo doppio cambio per coach Giuliano Stibiel. In campo c'è nuovamente Manzini. De Vincenzi va a eseguire la rimessa, meglio a ricevere la rimessa sulla pressione di Templari, poi arriva anche il raddoppio di Ridolfi, riesce in qualche modo comunque a servire Marulli. Pakowski dal palleggio con la mano sinistra, buono il corridoio di penetrazione, fallo speso da Templari che va a cercare il pallone, trova però il braccio della giocatrice avversaria. Allora liberi per Lana Pakowski. Primo libero sbagliato da Pakowski e ora prende fiducia anche il pubblico della Virtus con la formazione di casa che è sotto solo di 13 lunghezze. Ora 0 su 2 per Pakowski. Nel frattempo Vargiu è dall'altra parte. Templari, la finta, la partenza in palleggio buona, è evidente anche qui il fallo della difesa con Templari che potrà andare in lunetta con due liberi. E time out in campo. Assegno Templari 34-40
46. Attenzione alla Virtus che si avvicina nel punteggio, ora meno 11, 46-35. Pakowski dal palleggio, tentativo di anticipo di Ridolfi sulla ricezione di Silva. Arriva il fallo per la giocatrice in canotta numero 3 della Virtus, speso il bonus. Silva in lunetta. Il primo è dentro. Elisa Silva fa 2 su 2 e riporta Albino sul più 13. Templari per Vargiu. Le finte di Vargiu che poi è accoppiata con Manzini. Templari guarda il canestro. De Vincenzi va a metterle pressione, poi si va per la ricezione profonda di Ridolfi, o meglio di Sarni, che ha dato poi in angolo per Ridolfi, che ha sbagliato poi con la conclusione della lunga distanza. Silva per Pakowski, poi Silva che cercava per un attimo la penetrazione. Marulli ancora per il suo playmaker, arresto e tiro vincente qui per Lana Pakowski e ritrova questo mini break di 4-0, il più 15 Albino, 50-35. Battute conclusive del terzo quarto. Vargiu va per Templari, sfortunata qui Elisa Templari, una palla che fa dentro e fuori ed è preda nuovamente di Albino per questo nuovo possesso in zona offensiva con lo schema testa chiamato da Pakowski. Ancora il palleggio prolungato della croata, poi da 3 punti Silva, canestro importantissimo per Elisa Silva che spegne le speranze di rivolta, almeno fino a questo punto della partita, della Virtus sul 53-35. Trovato il meno 11, la Virtus che poi ha incassato questo parziale di 7-0, mentre problemi a fondo campo per Templari. Templari che è andata a subire fallo, dunque sono ancora liberi per lei. Sbaglia Templari. Zero su 2, inusuale qui per Templari, ma tiene vivo a rimbalzo la Virtus. Mancini, sfortunata anche lei. Poi il rimbalzo conquistato da Albino. Termina il terzo quarto, davanti ci sono le Lombarde sul 53-35. Inizia l'ultimo quarto, Albino è in controllo sul 53-35. Deve solamente amministrare questo ampio bottino di vantaggio in questi 10 minuti conclusivi. Tiro dall'angolo, stavolta sbagliato, si lotta a rimbalzo, fischio arbitrale, fallo commesso probabilmente da Valente in questa circostanza. Dovrebbe essere così, anzi probabilmente fallo di Manzini. Dunque pallone assegnato alla Virtus. Circolazione sul perimetro, in ritmo Templari, ma trova solo il secondo ferro. Qui sotto canestro prova ad addomesticare il pallone, a cercare un layup per il numero 21 Valente. Errore però anche per lei. Sarni
in angolo, poi Mastio va fuori all'indirizzo di Rossi, 3 secondi offensivi stavolta a opera di Lavinia da Silva e Birolini che torna sul parquet per Albino. Virtus che decide di non portare più pressione sulla rimessa di Albino. Da 3 punti qui l'errore di Manzini, poi Silva, il pallone che si arrampica sul ferro e poi entra più 20 nuovamente ora Albino, davvero a un passo dal successo in questa 11ª giornata di ritorno del campionato di Serie A2 femminile, vittoria che permetterebbe alla formazione bergamasca di guadagnare con certezza l'approdo ai playoff in qualità di 8ª classificata. Dall'altra parte la Virtus quantomeno con l'orgoglio cerca di rimanere in partita fino alla fine, cerca soprattutto di riaprire situazione di punteggio che la vede ora sotto, come detto, di 18 lunghezze. Il fallo di Mastio su Valente. La rimessa dal fondo è per Marulli, ma ha difficoltà nella ricezione. In questo caso Marulli, anzi si trattava di Manzini. Allora palla persa da Albino. Schema corna chiamato da Rossi. Sarni per Da Silva. Vuole palla in ricezione profonda Sarni, poi pallone a lei indirizzato, viene sporcato da De Vincenzi. Qui Rossi va dalle parti di Templari, arriva il blocco di Sarni, Templari con la mano sinistra cerca un varco e arriva il fallo della difesa. Stava per scadere anche il cronometro dei 24. Esce Mastio intanto e torna Ridolfi per la Virtus Cagliari. È invitata ancora in lunetta Elisa Templari. Totale controllo della situazione Albino, che ha affrontato questo match un piglio autoritario fin dalle primissime battute, non ha mai perso la testa dell'incontro. Ancora problemi intanto per Templari, che sbaglia il primo, realizza il secondo, poi per la Virtus 38-55. Ora Silva va da Valente, poi De Vincenzi con la mano destra, c'è un contatto giudicato non falloso dagli arbitri. Templari dall'altra parte per Sarni, ribalta per Ridolfi, poi arriva Rossi, mano sinistra, partenza in palleggio da parte di Rossi, c'è spazio per la tripla, poi Da Silva, secondo ferro, il rimbalzo poi conquistato da Albino, che è già dall'altra parte con Manzini. Poi arriva Silva, consegnato per De Vincenzi, ancora
Silva che consegna il pallone a Birolini, poi la stessa Silva che si prende l'ennesimo tiro dall'angolo, l'ultima a toccare a rimbalzo è stata De Vincenzi, allora rimessa dal fondo per la Virtus. Subito pressione sulla rimessa con Templari che riesce però a ricevere senza troppi problemi. Mano destra Templari fuori dall'arco per la tripla di Sarni a segno di tabella, in questo caso Silvia Sarni. 55 Albino, 41 Virtus Cagliari. Silva, serve poi Valente, qualche problema ancora per la stessa Silva, fermata poi dal fallo da parte di Ridolfi. È rientrata intanto in campo Pakowski per Albino ed è proprio la croata che va a eseguire la rimessa. Birolini dalla lunga distanza trova solo il primo ferro, poi pallone che non viene controllato da nessuno, rimbalzo, rimessa per la Virtus. Il palleggio di Chiara Rossi, con la mano sinistra va in mezzo alle gambe. Giro sul perno buono da parte di Da Silva, sfortunata però in questa circostanza. Panseri ha recuperato, poi Pakowski contro Ridolfi, Corallana Pakowski che va dalle parti di Birolini. Panseri quasi allo scadere dei 24 secondi, anzi si trattava di Valente, poi Birolini per la tripla di Silva, solamente tabellone per Silva. Sostituzione per Albino, torna De Vincenzi, esce Birolini. Rossi, incitamento ancora del pubblico, palla dentro per Templari, giro sul perno, segna con il fallo Elisa Templari. Vedete allora l'entusiasmo del pubblico del Palarestino che non fa soltanto bene alla nostra telecamera, l'entusiasmo è contenuto con Templari che segna con il fallo 2+1. Che diventa realtà dunque per Elisa Templari. Torna sul -11 la formazione cagliaritana, 55-44. Pakowski contro la difesa di Ridolfi, va a cercare palla, la recupera Lavinia Da Silva. Attenzione alla rimonta della Virtus, ora con Rossi, ricezione profonda per Da Silva che però poi non riesce a completare la ricezione, tiene vivo però Sarni. Poi palla ancora persa però dalla Virtus ed era un possesso di importanza capitale questo, cercare di riaprire discorsi, una possibile vittoria. Intanto Panseri con un canestro pesante prende il centro dell'area, arresta il tiro vincente e torna a segnare dopo diverso tempo Albino, 57-44 per il punteggio, più 13 per le bergamasche. Templari per Rossi che va su forte ma subisce il fallo. Panseri, fallo che le impedisce di trovare 2 punti facili. Ci sarà comunque la possibilità di andare in lunetta per Chiara Rossi sulla situazione di punteggio che, lo ricordiamo, vede avanti Albino per 57-44.
pronta a tornare in campo Marta Vargiu per la Virtus. Il primo è dentro. Secondo invece non trova fortuna, ma c'è Sarni con questo rimbalzo toccato da Silva. 2 punti per Silvia Sarni. 47-57, meno 10 Virtus. Partita quasi riaperta con le padrone di casa. Pakowski, l'hesitation, non trova spazio, va da Silva, il tiro fronte a canestro di Silva. E allora 2 canestri pesanti, prima per Panseri e poi per Silva, per ricacciare indietro la Virtus. Ora sul meno 12, 5-9, 4-7 in favore di chi difende. Rossi per il palleggio, fallo in attacco stavolta, fallo in attacco che rompe un po' l'inerzia della Virtus, commesso da Sarni in questo caso. Ora c'è il cambio con Vargiu che torna anche Manzini che rileva Panseri. E Pakowski che può tornare in attacco per chiamare lo schema. Panseri con il crossover, poi lo scarico sotto per Manzini, errato il passaggio all'indirizzo di De Vincenzi, palla persa da Albino. Partita che non è ancora chiusa. Ora la Virtus ha bisogno di un canestro pesante. Da Silva a Vargiu, pallone facilmente letto qui da De Vincenzi. Pakowski ancora contro Vargiu, Silva e poi c'è Manzini, ancora Pakowski sul blocco di Marulli, va dentro facile con la mano mancina Lana Pakowski che porta Albino sul 61-47. E ora la partita sta definitivamente andando nelle mani delle ragazze di coach Stibiel da 3 punti. Templari regala speranza col punto del 61-50. Pakowski, schema pugno chiamato ora dalla croata. Buono il passaggio per De Vincenzi che però sbaglia. Illusione, apparenza piuttosto semplice. Templari dall'altra parte, a segno Elisa Templari. Attenzione alla Virtus che torna in singola cifra di svantaggio. Albino un po' in difficoltà ora, sopra solo di 9, 61-52. Ora il punteggio, Pakowski segna col fallo e Templari protesta in maniera vivace. Attenzione perché questa può essere una giocata decisiva nell'economia di questo finale di gara. Pakowski segna con il fallo di Templari e porta nuovamente sul più 11 Albino, 6-3-5-2. Dentro anche il libero supplementare di Lana Pakowski. Allora Albino che esce bene dal time out con questo gioco da 3 punti completato dalla croata. Vargiu per Sarni, dentro per Templari. Infrazione di passi però per Templari e questa è la scelta arbitrale. Allora volta la Virtus sembra salutare definitivamente le possibilità di agguantare la vittoria in questo incontro e assieme alla vittoria ovviamente sfumano anche le possibilità
di agganciare la zona playoff, una rimonta che avrebbe avuto davvero del miracoloso. La sguscia via per l'ennesima volta in questa partita Lana Pakovski, e ancora un viaggio in lunetta per lei. Segna il primo libero Pakovski. Ed è dentro pure il secondo, più 14, ma i giochi chiusi al palarestivo. Bastio contro De Vincenzi. Poi Templari. Allo scadere dei 24 Templari alza la parabola, non trova però la via del canestro. Allora Pakovski che rallenta ora. Ci sono gli applausi del pubblico che ha gradito comunque lo sforzo delle Virtussine. Pakovski, buono lo scarico, errore, recupera lei stessa il rimbalzo, va a subire il fallo terminale di Ridolfi, che poi va a chiedere scusa. Due liberi ancora una volta per Lana Pakovski. Autentica spina nel fianco per la difesa della Virtus Cagliari. Anche questo va dentro. 6-7, 5-2. 2 su 2 per Lana Pakovski. Rimessa dal fondo per la Virtus. Allora Albino che sbanca il palarestivo di Cagliari con il punteggio finale di 68 a 52. Errore intanto anche per Ridolfi. Allora finisce così Albino che va ai playoff. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi